Pietro Lambruschi, noto esponente di Forza Italia del Portoguarese, ma anche della provincia di Venezia. Ma in provincia di Venezia esiste ancora Forza Italia? Beh, è una domanda un po' provocatoria la sua, sicuramente. Oggi però devo anche ammettere che abbiamo raggiunto un minimo storico del 3,5% di Forza Italia in provincia di Venezia. Tutto sta a significare che il partito è in forte crisi. Questo lo ammetto, questo è evidente da parte di tutti. Non a caso noi la settimana scorsa, quando dico noi, gli ex coordinatori comunali di Forza Italia della provincia di Venezia, almeno una grossa parte di noi, ci siamo ritrovati perché dobbiamo così cercare di far rivivere questo partito che abbiamo dato tanto in questi anni, dal 94 ad oggi. E oggi a vedere questa situazione un po' ci duole. Abbiamo così gli ex coordinatori abbiamo deciso di trovarci più spesso proprio per mettere giù dei programmi e per far rivivere questo partito anche in provincia di Venezia. Detto questo, scusi che termino, noi la settimana prossima una piccola delegazione sarà presente il coordinatore Marco Marin, che è il nostro coordinatore regionale di Forza Italia a Padova. Andremo lì appunto per esporre quelli che sono i nostri intendimenti e se è d'accordo noi provvederemo a tutto ciò. Lambruschi, non è possibile che questi coordinatori, che siete in maggioranza, a un certo momento cominciate a darvi voi una struttura di partito, visto che poi il partito non esiste, e quindi cominciare un nuovo percorso, perché le nomine dall'alto poi possono significare e correre il rischio di raggiungere il 3,5%. Sì, lei ha colto diciamo, qual è la situazione, nel senso che noi ci siamo tutti consorziati in un unico simbolo proprio per avere una indipendenza. Il simbolo è il gruppo per il cambiamento della provincia di Venezia, di cui mi hanno eletto presidente appunto di questo gruppo per il cambiamento. Se Marin non accetterà quanto noi esporremo, ovviamente noi andremo avanti in modo autonomo sotto il gruppo per il cambiamento in questa provincia di Venezia.